Benvenuti a tutti. Io ho pensato di organizzare questo incontro perché parlando con i responsabili della Berio è uscita fuori la possibilità di usufruire di questo spazio e proprio di parlare anche di questo argomento che mi è molto caro e penso che sia un argomento molto importante e oltretutto penso che sia il momento giusto per parlarne. Secondo me siamo in una fase in cui si è capito che conoscere una lingua, oltre l'italiano, conoscere anche una lingua regionale, una lingua locale, non sia un impedimento a imparare le altre lingue. D'altra parte ci troviamo in una fase in cui c'è quasi come un salto generazionale e quindi magari i giovani spesso mi chiedono anche, mi scrivono sui social network, io vorrei imparare il genovese, ma non so come fare. E ho pensato, organizziamo un incontro invitando persone che abbiano idee anche per parlare di questo argomento. E quindi dobbiamo in qualche modo risolvere questi problemi, queste difficoltà che ci sono. Le problematiche che io noto innanzitutto, un po' guardandomi intorno, un po' anche incontrando persone, parlando genovese, le riassumerei in questi tre aspetti. Il primo è più legato alla mentalità. A volte le stesse persone che parlano senese, che parlano ligure, sono quelle che hanno una mentalità che distrugge la volontà di chiunque voglia imparare il ligure, il genovese. E questo è un grosso problema. Poi a volte non si sa bene dove reperire le risorse per studiare, per imparare questa lingua. E a volte chi decide di organizzare tutte le varie associazioni che hanno a cuore questo patrimonio linguistico non trovano un accordo tra di loro. Magari seratella in sciagrafia e non se ne sciorte. Quando parlo di problemi legati alla mentalità, mi riferisco in particolare a questi, per esempio. Il primo, quando ti dice non è buon a parlare senese. Ricordiamo che la biblioteca chiuderà alle ore 19. Benissimo. Preghiamo di non lasciare incustoditi i vostri effetti personali. Saremo puntuali. E questa cosa qua purtroppo crea dei problemi, soprattutto in un giovane che vuole imparare. L'altro aspetto che secondo me è deleterio proprio è dire basta, l'è finita, non parla più nessuno, non parliamo manco tra gli altri e non se ne sciorte. Quindi le persone addirittura rinunciano a parlare genovese, la loro lingua, la lingua regionale, la lingua della loro città, perché pensano che ormai non ci sia più niente da fare. In più viviamo in una società che sta attraversando un periodo che mi viene da definire anche di globalizzazione culturale in un certo senso, che però purtroppo spesso è quasi più un appiattimento, cioè un livellamento di tutte quelle differenze che in realtà sono una ricchezza enorme per noi e io credo che queste differenze siano proprio interessanti e anche uno stimolo importante, perché io se sento dalle altre persone, anche altre comunità di persone che vivono a Genova in questa città, trovo interessante anche ascoltare la loro storia, la loro lingua. E queste differenze veramente sono una ricchezza rispetto a un appiattimento, la multiculturalità, soprattutto anche nell'epoca che stiamo vivendo, può darci degli stimoli in più, degli argomenti da approfondire ed è anche un modo per capirci meglio a livello interculturale. E poi un altro aspetto che trovo chiave in tutto ciò è sottovalutare le lingue regionali, le lingue locali, i dialetti. Cioè a volte si pensa che siano quasi inutili, destinati a morire, ma invece hanno una comunicatività che è potentissima. Basta pensare a quelle parole che non puoi tradurre, perché sono intraducibili. Se mi te dico, te parlo de magun, possiamo provare a tradurlo in italiano, ma non sarà mai la stessa cosa. E questa è una cosa che hanno capito anche i pubblicitari. Infatti, se ci fate caso, in giro per la città ci sono sempre più pubblicità che utilizzano degli slogan, delle battute in ligure, in senese. Come ne usciremo da queste cose? Per mentalità, penso che dobbiamo passare da non è buon a to mostro mi, ti insegno. E questo è un aspetto chiave, soprattutto per dare forza alle persone che hanno la volontà per approcciarsi a questa lingua. Passare dal pessimismo a una visione più rosea, ma dandosi da fare, non basta solamente pensare positivo. Cioè, però ci vuole l'idea di dire ce la facciamo
a portare avanti questa lingua. Io penso che sia fondamentale. Come dicevo prima, anche per dare forza, per dare valore alle differenze che abbiamo, proprio anche a livello di multiculturalità. E sfruttando anche la potenza, come stanno facendo già i pubblicitari, perché non lo possiamo fare anche noi, utilizzare questa lingua per comunicare in maniera anche più rapida, originale e anche intraducibile in un certo senso. Io trovo che un altro aspetto veramente da affrontare è quello della disponibilità delle risorse. Quindi bisognerebbe mettere in chiaro alle persone che vogliono imparare dove possono andare a trovare degli strumenti, e questi possono essere sul web, per esempio siti internet, piuttosto che video, piuttosto che contenuti. Io penso che la creazione di contenuti in lingua ligure sia un aspetto chiave, perché una lingua viva porta avanti dei contenuti, arrivano nuovi contenuti che possono essere canzoni, possono essere interviste, possono essere qualunque cosa, che ne so, doppiaggi di film in lingua. E sarebbe bello e molto utile che anche le televisioni, le radio dessero spazio a questo tipo di contenuti. Io sinceramente penso che Liguria Anche, con Primo Canale, abbia fatto una cosa incredibile in questi anni, cioè molto importante, e non è un caso che fosse una delle trasmissioni più seguite di quella rete, e lo sappiamo, ma in tutta la Liguria, tranne in quei posti dove magari il segnale non prendeva benissimo. E sarebbe anche molto bello se magari anche le radio che ci sono in Liguria ogni tanto una canzone in ligure la passassero, in senese. Magari ci sono delle dinamiche un po' particolari lì, legate anche all'aspetto musicale, però magari con un giusto incentivo anche loro sarebbero più motivati a trasmettere della musica in genovese, in lingua ligure. E poi è bello ascoltare la radio, è bello usufruire di contenuti sul web, ma io credo che incontrarsi, e non solo per fare dei discorsi che non finiscono più, ma anche per condividere momenti di convivialità sia una cosa importantissima, e questo sicuramente è un aspetto sul quale ragionare e sul quale penso che insieme potremo trovare anche delle idee e confrontarci a riguardo. E passare da un frazionamento magari di piccoli gruppi sparsi in tutta la Liguria, che poi alla fine non si parlano, o quando si parlano ratellano, a un'organizzazione, a un obiettivo comune, al dire salvaguardiamo il patrimonio linguistico della nostra regione, troviamo un obiettivo, poi magari avremo delle differenze, magari non la penseremo tutti quanti allo stesso modo, però abbiamo un obiettivo comune e su quell'obiettivo costruiamo delle strategie condivise per valorizzare la nostra lingua. Vi ringrazio. Abbiamo pensato di strutturare questo incontro con dei piccoli interventi, e questo era il primo, poi ci seguiranno quelli degli altri relatori. Giorgio Oddone, Presidente della Consulta Ligure, Stefano Lusito, linguista e studioso, ricercatore, e Fabio Canessa, giornalista, anche in Ligure. Quindi lascio la parola a loro e poi avremo un momento di condivisione, perché ci interessa molto anche ascoltare le vostre idee e trovare una quadra fra tutto e avere degli spunti su cui ragionare. Là in fondo ho lasciato una scatoletta con dei foglietti di carta, se volete lasciare, se qualcuno poi deve andare via ma vuole lasciare magari un indirizzo mail per sapere poi che iniziative portiamo avanti, lo può fare inserendo il bigliettino con l'email in quella scatoletta. Grazie. Passo la parola a Giorgio Oddone. Grazie, buongiorno e benvenuti. Sono contento che sei, perché pensavo anche meno, invece quasi in questa stanza. Parlo anche italiano perché magari capiscono veramente bene tutti sicuramente. Io sono presidente della Consulta Ligure fra le associazioni culturali e quindi sono una sessantina, e queste associazioni culturali vanno dai 20 Miliusi fino agli Spezzini, e quindi lì si vivono momenti quindi di vicissitudini
attuali di parlate e di conoscenza del dialetto che tutti portano avanti. È difficile fare un coordinamento come vorremmo riuscire a fare. Però sta di fatto che è vivo da tutte le parti, e quello che stava dicendo Mike prima è vero, perché sta prendendo sempre più campo. Ci sono più manifestazioni dove si vede la parlata locale che sta andando avanti. Questo è quello che stiamo verificando. Io da parte mia ho fatto delle iniziative che riguardano la diffusione del genovese sotto vari punti di vista. Uno di questi è dare spazio ai giovani che come Mike hanno portato avanti e stanno portando avanti la parlata genovese, e quindi ha cominciato forse quasi lui da solo, e poi ci sono stati tanti altri che lo stanno emulando. Quindi il giovane va sempre col giovane, quindi fa un'azione non perché è qua, ma una delle azioni più efficaci e più innovative l'ha portata proprio avanti lui, anche andando avanti a fare l'uomo sandwich per far parlare usenese da tutte le parti, compresi anche i tabarchin. Questa è la situazione. Poi ci sono anche degli altri momenti che andiamo avanti, e quelli sono quelli del teatro, che abbiamo tante compagnie teatrali che parlano senese, e un momento di sentire per 2 mesi sentire parlare senese, e non è facile perché non sono di altri momenti. Con questo senese che tanta gente che sa parlarlo, tanta, non pochi, ma non parla. Quindi tanti che devono essere spunci a parlare, bisogna fare delle domande, bisogna entrare dentro, e allora vedere che cominciano a parlare con lo senese, magari un po' così, ma che poi cianin viene fuori perché era lo senese che parlava 50 anni prima. Gli altri però volevano andare verso i sueni, e questo è quello che ne manca. Ma non è vero che ne manca proprio così tanto, perché c'è anche un po' di travaglio che viene fatto da compagna per i nonni che vanno avanti a indere, e proprio chi è, tutti gli anni, non l'ho fatto l'anno passato, ma lo faccio anche quest'anno, che sono di figlioli, e sono 20 o 30 figlioli che cantano in senese. Quindi imparano le cose in senese, e sono figlioli non solo di Zena, ma una bella parte sono di fuori di Zena, quindi che dei cinesi e che di tutti i generi di questi figlioli. Ma ganque di entrare dentro e imparano, perché evidentemente che pare essere più vicini agli altri, di integrarsi veramente, e quindi sono quelli figlioli, quelli sveni, che insomma sono quelli che ne piacciono più tanto, daremo se ciao, perché sono quelli che hanno veramente questa qua. Quindi che sono queste modalità per andare avanti il senese. Una scuola vera e propria non è. Che una scuola di teatro che sta nascendo ora per il teatro, mi volevo fare, come le è stata fatta dal Teatro Verdi in gli anni in derè, una parte per il senese, e metti che di figlioli. Perché anche lì è modo, perché è una demua quella di figlioli. Quindi le vera che è a quella di farlo, bisogna fare le cose e mettersi lì a fare, e meno d'aguamente a quelli che dicono ma tanto poi non si parla più. Non mi interessa questo. La nostra parlata senese hanno travagliato che non ne ha mai dato all'italiano, ma questo non è quello che ne serve fare da cultura, e quello che si va a dire deve essere quello legò alla storia. Mi sono convinto che se mi metto in quinta scuola i figlioli, e anche quelli che non fanno figlioli, non sono figlioli che in chi che leggiamo qualcosa, leggiamo un giornale e facciamo la traduzione, non è quello che vogliono. Parlo per me, per mia esperienza. Mi vado in quei testi veggi, o Bassigalù o un vulcano, de cose da dire tremendo, che ne fa entrante con il mondo di 150 anni fa, in una maniera incredibile. Quello o da un modo di capire di come erano, di come parlava la gente, di come ragionava, di cosa facevano, e da gente che era in quei momenti lì. Quindi mi pare che se mette insieme cultura e senese, è un modo per acciappare la gente e portarla avanti all'esila. Mi ho fatto anche un libro, una sorta di campionato, proprio di Bassicalù, perché una demua. In questo ora non vedo fare pubblicità di un libro che devono conoscere, ma pappagallo de moneghe, è tutta una demua, tutti un modi di dire che non sai a 200. Quindi modi di dire, se in cose che se in quasi perse, devono uscire fuori e arrestare come sono, perché sono le uniche parlate in senese che arrestiamo come sono. Tutto il resto è in senese che
in tanti momenti, in tante situazioni, uno diventa un mese italiano e mese usenese, che non sta bene. Quindi la prima cosa, parlare usenese delle parole che esistono, che sono e che si parlano anche a giornata ancora. Perché quando si fa una commedia teatrale e dico una parola strana o veggia, la gente dice a quello da vicino, ma cosa l'ha detto? Sai cosa vuol dire? Uno ha perso 3 battute con la persona lì. Se invece che ti offro un senese o che dà una traduzione come fa Ugovi e dico io geli barbaggia, qualche Dio invece l'ha scritto magari una parola diversa invece di dire cinguettare. Poi posso dire cosa hanno detto, cosa fa? Ah, cinguettano. Godeto a mesma parola, godeto a spiegazione. Questo per dire che bisogna stare attenti anche a come si parla in usenese, perché deve essere usenese che si parla gli ultimi 100-150 anni senza tirare fuori le parole in dere fino a troppo, ma manco parole italiane, perché se go a parola usenese devi quella, magari anche con giù le parole, se non è quella lì esatta. Comunque mi cerco di fare un discorso per la scuola di figlio e lo faccio così, in questa maniera qui. E mi stago proprio 2 giorni fa che è stata una riunione a Ogovi per portare avanti lo scuola di teatro per i sueni. E quindi mi occupo da parte, vedo vede se vegna, se capisce, i sueni a fare teatro parlando senese. Questo è il mio contributo di ora, poi sentiamo cosa ne pensano gli altri. Ecco, fammi sentire un esempio. Io porto un esempio invece delle nede di Bassigalù, perché alle pinga dei modi di dire e sono quelli più divertenti poi da dire. Vi è meglio le parole del gatto, ma le parole del gatto messe a posto sono le più belle, perché quella messa a posto vuendo, perché non si doveva far capire cosa avesse scritto lei, perché lei era un intellettuale, non poteva scrivere così. Allora, per lo far vedere che lei aveva scritto, perché parlava mai da gente dei suoi tempi. Questa è la situazione. Quindi è tutta una storia bellissima. Ora faccio vedere dal libro che è stato fatto, come ho fatto per andare avanti e mostrare come si parla usenese. Fanno però di ragionamenti, cioè fanno vedere sentite cose che intrigano in pochi lese o chi sta a sentire, perché se invece angosciano poi uno canta lì. Quindi questa è la mia esperienza. Ora sentiamo per te cose che è short da queste lese, il primo tocchettino. Appena hanno visto Enea ti asciù mandillo, sciusciasse un naso e mettesse a scraccare, tutti hanno cercato donde possa un bacillo per sentirlo più comodi a parlare. Quando l'estate ognuno inquieto e tranquillo, che si poteva sentire una mosca joie, Enea, dall'erto del suo carregon, o comincia con un po' di commozione. Mi non faccio per dire, bella regina, ma se parlo, mi lo faccio per vusciare. Quando penso ai miei casi, a mia rovina, a morte da Creusa e do papà. Mica confesso che non amo sapere, scusa l'espressione, ma chi è che sta? E invece di contare di avvenimenti, mi tieva su di tacchi e di accidenti. Ma nemmeno là, se ben se Gesalua da nasene angogge in mesa 2 lençois, se ben che sento un magon sarà magua e mi vengo sapere come ai figli. Se c'aveu che conta che a signora, mi marendo e fai come c'aveu e che desteghiò su tutta la mia storia e l'incendio terribile di Troia. Stiboneggia dei Greghi, veninè, di non puoi ne lo mette chiudere, dopo aver cacciato via sangue di ne senza costruito e mette avanti in pe, come tutti i battugi e i mandilè, ha messo mano ai ferri domestè, all'inganno, ai manesi, all'impostura, artica riesce, da quando è un mondo odua. Ci si immagina un po' che han messo mano, con di travi de toue ben come in te, a un cavallo, con le ascina d'uman erto, come i baluardi da sitè. Poi, finzendo i ruffien de futò can, han pigiò sporte e ferri e son filè, ma lasciando i cibulli e i cibatosi, drento da panza do cavallo a scusi. In faccia a Troia, foscia Sciausavia, Genisua come quella de Berzesi, una volta fiorente e popolare, o a in mezzo de prie, a picco e sgrossi. I Greghi, fanno mostra de filà, se che sono a fermare de re in 6 mesi. Niatri, cosa serve di che una bogia? Siamo stati beduini, l'emo sciurbia.
Ci sappiamo immaginare quanta allegria, quante sciato che fan, che Ramadan, stiamo allegri figlioli che alle finia, sti buttui finalmente se ne van, chi s'abbrassa, chi spagima, chi cria, chi sa malocca, chi si tocca a man, chi sata, chi balla, chi sgambetta, chi cianzi da un piacere, chi si incicchetta. Come quando si sente un campanino con lo segno da fin da scuola. Tutti quanti scolai, grande e piccin, si sbrian, si spuncian per sortire fuori. Pensando alle delizie do scrollin, do pampano e da lì per la cassera. Cusciniatri, squeci imbrieghi invece in de, si svriemo a futucù, fia da sitte. Ecco le finio, o le in tocco ovviamente perché la registrazione io l'ho letta io. L'ho letta me? L'ho letta io. Quindi alle 3:40, quindi è stato un bello travaggio. Però così si impara meglio, cioè sentendo e cose che si dice, è come sentire Marzari, figlio. Quindi quando si sente in bello senese, ma non perché mi chiamo bello, che ne sono 50.000 che ganno in bello senese, ma se si sente pulio che vuole meglio di quello di Bassigalù, perché Bassigalù ha delle parole italiane dentro, messe apposta perché doveva mostrare l'italiano tramite quello che l'aveva scritto. Ma se mi dico ieri piuttosto che un'altra parola, dice ma ora non sa manco che si dice ve invece di ieri, ma se ne parlava conosceva benissimo, ma doveva mostrare l'italiano. Ecco perché riuscivo anche perché oscure così in pittirin di travaggio. Se capisce il 99% o è tutto su. Ed è questa bellezza che dico da storia, se che è una bella storia, vieni qua a sentirla e intanto sento un senese. Allora, buonasera a tutti, mi sentino? Allora, mi parlo italiano così penso che mi capiscono tutti. Allora, io sono Stefano Lusito, e sono un giovane ricercatore in linguistica e letteratura ligure e mi dedico a questa attività proprio perché penso che lo scopo della ricerca, anche accademica, debba essere anzitutto quello di porre le condizioni per una valorizzazione seria del patrimonio linguistico, in questo caso ligure, ma vale per qualunque tipo di lingua, chiaramente. Molto brevemente, cosa ci dicono i dati di cui abbiamo riscontro sull'uso del genovese o del ligure? Allora, sappiamo che la Liguria, secondo i dati dell'Istat, è la regione italiana, la seconda regione italiana dove si parla più l'italiano e dove la conoscenza o l'uso del dialetto è minore. Del dialetto inteso non dialetto ligure o genovese, dialetto in generale, quindi anche persone immigrate da altre regioni che parlano nel complesso poco nel dialetto locale. E questo è un dato assodato su cui si può discettare, ma comunque adesso forse non è il caso. Il secondo dato che abbiamo, purtroppo solo impressionistico, perché non abbiamo in realtà dati sull'uso negli ultimi anni del genovese, però è che la dialettofonia fra le generazioni giovani è in aumento in Liguria rispetto agli ultimi decenni, quindi sono forse a quanto pare più oggi i giovani che parlano o si interessano di genovese o dialetto ligure rispetto ai giovani degli anni 70 o 60. Questo andrà comprovato chiaramente con dei dati certi e sicuri, però mi pare indubbio che negli ultimi 10, 15, 20 anni, forse anche di più, ci sia stato un aumento di interesse per il patrimonio linguistico ligure, che chiaramente è anche il risvolto dell'uso sempre minore che se ne fa. No, in senso assoluto, chiaramente si parla sempre meno in genovese. Però è anche vero che c'è un interesse sempre maggiore, generalizzato, ma che comunque coinvolge buona parte, o comunque parte rilevante dei giovani. Quindi, secondo me, le domande a cui dovremmo rispondere sono due. In parte come continuare a interessare i giovani al genovese e in parte come convogliare l'interesse che c'è già verso un uso e un riscontro costruttivo, no? Cioè come fare in modo che i giovani possano utilizzare questo interesse che nasce più o meno spontaneo in loro per avvicinarsi realmente alla lingua. E vorrei che ci fosse magari anche un riscontro
con il pubblico, chiaramente, e per avviare anche un dibattito in questo senso. Fra le iniziative più interessanti che abbiamo negli ultimi anni c'è l'uso non solo del genovese nella musica e in ambiti non tradizionali, ad esempio Mike, no, è un esponente di punta in questo senso, quindi lui è un cantautore, rapper, che usa il genovese come una lingua, quindi senza complessi di inferiorità nei confronti dell'italiano, usa anche l'italiano. Tutti noi oggi siamo in grado di parlare, per fortuna, italiano e anche altre lingue, e si può utilizzare anche il genovese esattamente con le stesse modalità con cui si parla in italiano. Quindi la musica, ad esempio, ora c'è Fabio che dirà qualcosa anche dell'uso giornalistico, e quindi secondo me dovremmo anche cercare di capire tutti insieme, chiaramente non solo noi che siamo in questa sala, ma più in generale come comunità ligure, come utilizzare l'interesse crescente verso il patrimonio linguistico della nostra regione in modo che sia davvero costruttivo e che possa essere utilizzato in maniera anche magari visibile in pubblico, ma non con ruoli di subordine rispetto all'italiano. Ecco. Ora magari Fabio ci parlerà della sua attività giornalistica e poi con voi soprattutto vorrei avere un riscontro, cioè vorrei sapere voi cosa ne pensate di queste cose e come secondo voi si può sia utilizzare il genovese in ambiti pubblici sia come interessare i giovani al nostro patrimonio linguistico. Vedo che ci sono anche dei ragazzi qui che magari possono darci la loro opinione e c'è anche qualcuno dell'università a livello anche di professorato, eccetera, quindi magari sarà anche bello avere un riscontro personale con voi. E passo subito la parola a Fabio. Buonasera, scusa, mi alzo perché sono più comodo, poi a star seduto troppo non ce la faccio. Vabbè, parlo in italiano che mi sembra sia la lingua preferenziale di questo incontro, ma veramente cerco di dire due cose molto veloci. Per chi non mi conoscesse, sono Fabio Canessa, faccio il giornalista, attualmente scrivo per una testata online che è Genova 24 e qualcuno avrà visto questo nuovo progetto, questa testata, diciamo così, questo settimanale di informazioni in genovese che si chiama Usinà. Ma personalmente devo dire che il genovese, oltre che una passione che è nata in me intorno ai 12-13 anni d'età, io sono uno di quelli che non parla genovese come prima lingua, pur avendolo sentito da mio padre, da mia nonna, da mio zio, quindi lato paterno della famiglia. A un certo punto mi è venuta questa passione, ho detto ma perché? Lo capisco ma non lo parlo. Allora un po' questa voglia di recuperare le radici, questa voglia di riappropriarmi di un patrimonio che comunque sentivo in qualche modo mio, mi ha spinto a studiare, a cercare di parlare, finché poi questa cosa si è unita con la mia passione lavorativa. Ho sempre voluto fare il giornalista e all'inizio del mio percorso professionale c'era il telegiornale in genovese, cioè la prima cosa che ho fatto a livello, diciamo, così di giornalismo su larga scala, diciamo così, è stato il telegiornale in genovese sul primo canale all'interno della trasmissione Ligurian Que. Poi il mio percorso è stato un po' diverso, ho cambiato TV, poi ho lasciato la televisione, mi sono dedicato solamente al web e quindi mi sono dedicato più a forme scritte. Ho collaborato con Parluceu, questa rubrica in genovese che ancora è ben viva sul secolo XIX. E quindi adesso siamo arrivati a questa nuova esperienza di Usinà. Volevo farlo vedere, Mike, se dovrebbe esserci una finestrella aperta lì sotto, ma giusto per... Vabbè, comunque è giusto per dare un'idea per chi non l'avesse visto di cosa è. Una cosa molto semplice, è un progetto che nasce insieme al Punseggio Po Patrimonio linguistico ligure, che è un'associazione che abbiamo costituito con lo scopo preciso proprio di valorizzare, creare nuove occasioni di uso del genovese. Ogni venerdì, quindi oggi questa è l'ultima edizione, c'è una selezione di notizie che vanno dall'ambito strettamente locale, quindi dalla Liguria all'Italia, al mondo. Sono in tutto 9 brevi articoli in genovese, con la possibilità di avere la traduzione italiana. Uno clicca lì sotto e trova il testo in italiano, e la registrazione audio, così c'è anche uno scopo didattico, se uno non sa come si legge lo può sentire. Dunque, qual è la filosofia e le difficoltà? All'origine di questo mio impegno c'è sempre stata la convinzione che il genovese dovesse trovare in qualche modo degli spazi d'uso nuovi. Cioè, io ho studiato il genovese su alcuni supporti, su
ad esempio sui vecchi dizionari ho una vecchia copia del Frisoni a casa, poi avevo i testi con le canzoni, avevo testi di poesie, tutte cose molto belle, però ad esempio c'era una trasmissione in genovese, però ad esempio non c'era un telegiornale in genovese. Non abbiamo più, oggi ci sono stati in passato dei giornali interamente scritti in genovese, perlomeno a Genova. Quindi l'idea di fondo mia, il mio pallino è sempre stato: ma dovremmo cercare di portare questa lingua un po' al di fuori di quello che è il suo ambito tradizionale in cui ancora oggi sta. Ad esempio il teatro dialettale, la canzone popolare, ben venga, però proviamo a metterlo in qualcosa di diverso. Un esempio è un sito di informazione in genovese dove si parla di cose, e qua arriva il problema, che ovviamente mi attira, molto spesso mi può attirare, mi attirerà tante critiche, ma va bene, perché tutto si costruisce anche con le critiche. Il problema è a volte come dire certe cose, perché un conto è l'Eneide del Bacigalupo, che come c'è stato detto è pieno di espressioni idiomatiche, di modi di dire, di cose ricchissime della lingua. Però poi ad esempio quando parliamo di lessico giudiziario o della guerra o di lessico militare, la guerra in Ucraina, ma chi è che parla della guerra in Ucraina in genovese? È ben difficile, no? Che uno gira per strada e dice: te senti, io con la fettu Zelensky. Sì, però è difficile trovarlo in un articolo. Allora lì si pone la sfida di capire come stare tra l'essere compresi e l'essere genuini, e trovare a volte delle parole che non sono sui dizionari, magari semplicemente perché fanno parte di un mondo che è quello di oggi, in cui certi concetti in genovese è abbastanza nuovo esprimerli, no? E questa è una difficoltà. Se qualcuno vuole guardarselo, ben venga. Poi ovviamente, anche se mi desse dei riscontri anche critici, ovviamente, perché io molto spesso mi trovo come dire, cioè, vedete, ci sono le esportazioni, bla bla bla. Vabbè, poi si parla di viabilità. Per esempio, faccio un esempio stupido su cui mi sono un po' scervelato, ogni tanto poi chiedo consigli a Steva. Per esempio, il rigassificatore, difficile. Io ho detto, gas come si dice in genovese? Gasu, no? Allora lì ho fatto un po', non so se ho fatto un'operazione corretta, ma ho preso la parola gas, gasu, e poi ho fatto un po' un mischione, l'ho chiamato regassificatu. Non so, è giusto, non è giusto? Io intanto la metto lì e creo un precedente in qualche modo. Poi magari qualcuno dirà: no, si dice rigassificatu, rigascificatu, vabbè, possiamo dire, oppure nave, possiamo usare una perifrasi, chi lo sa. A volte sono neologismi, a volte sono prove, però in qualche modo credo che sia giusto cimentarsi, no? con questa roba che è nuova. Quindi mi piacerebbe che un giorno noi fossimo in grado di fare, vabbè, io per la mia parte faccio il giornalista e cerco di occuparmi nel mio tempo per quanto possibile di questo, ma che poi si riuscisse a espandere il genovese in un sacco di altre cose. Ci sono le pubblicità in genovese, però esistono tanti altri ambiti, ad esempio esiste la cartellonistica informativa, esiste la toponomastica, esistono i convegni universitari, esistono gli articoli scientifici, già mi sembra che qualcosa si stia facendo. Cioè, la mia idea è quella che il genovese, pur essendo espressione di una cultura che tante volte sentiamo con un certo sentimento di nostalgia, no? È la lingua con cui si esprime quello che eravamo, i bei tempi andati, però dobbiamo secondo me impegnarci perché sia sempre di più e sempre più in maniera adatta la lingua dell'oggi, con le parole dell'oggi, che molto spesso non sono le parole di ieri, di tutto quel lessico, per esempio agricolo o della casa, o di cose che non ci sono più, e quindi sarà sempre più difficile anche che quelle parole in genovese sopravvivano, ma questo succede con tutte le lingue, no? Quindi l'impegno è cercare, a mio avviso, anzitutto di adattare questa lingua alle occasioni d'uso di oggi e poi uscire da quella mentalità che è uno dei problemi che Mike diceva all'inizio, per cui in certe occasioni noi avvertiamo che il genovese non si ha da usare.
Non credo che tutti siamo a nostro agio se andiamo, non so, allo sportello postale, a meno che non siamo in un paese dell'entroterra, magari in alcune situazioni sociolinguistiche particolari, ma se voi andate in Piazza Dante e parlate col consulente finanziario, difficilmente inizierete a parlare in genovese, no? Ora non dico che adesso tutti dobbiamo andare a costringere il consulente finanziario a parlare in genovese, però secondo me si dovrebbe arrivare un po' tendenzialmente, almeno così, a livello ideale, a qualcosa del genere, a fare sì che questa lingua possa essere usata in tutti gli ambiti della società. Non è semplice, però si inizia, secondo me, mattoncino dopo mattoncino, con tante discussioni che verranno fuori anche su come parlare, su come scrivere, però siamo qua apposta per discutere. Questo è il mio piccolo contributo, vedremo cosa uscirà da questo incontro. Grazie. Grazie. Tanto Weibo ringrazia tutti i viatri per quello che fate e anche per aver accettato l'invito ad essere qua, e credo sia molto importante quello che ognuno di voi fa nel suo ambito. Ho cercato di coinvolgere persone che sono operative in ambiti leggermente diversi, ma tutti collegati da un fine comune. Ecco. Adesso abbiamo uno spazio, una mezz'oretta per parlare insieme e confrontarci sulle vostre idee, sulle idee per promuovere la lingua, valorizzarla e soprattutto anche tramandarla alle generazioni più giovani. Facciamo girare il microfono. Ho visto la prima, ma visto te per primo. Grazie. Buonasera, io volevo, dunque c'è un po' di domande da... Vi sentite? Sì? Poco? Più vicino. Ecco, la prima è i dati, prima si diceva che c'è un maggiore interesse tra i giovani per la lingua regionale. Da dove avete preso questi dati? Allora, come ho detto, sono dati impressionistici, nel senso che purtroppo non ci sono sondaggi che possano dare un riscontro della dialettofonia in generale o fra le varie età, però la mia esperienza personale, ma questo è un dato che ad esempio già Fiorenzo Toso 30 anni fa metteva in rilevanza, il fatto che dagli anni 80-90 l'insieme delle iniziative che vengono prodotte sul genovese anche su base spontanea sono indicative di un utilizzo del dialetto che comunque persiste, quindi il dialetto si parla sempre meno ma non muore o non è ancora morto, grazie a Dio, e comunque io anche nella mia esperienza personale ho persone con cui parlo, anche giovani, con cui parlo che parlo quasi solo un senese, no? E quindi sono dati che andrebbero confermati chiaramente, però l'interesse c'è e secondo me, e peraltro molte persone, sia a me sia a Mike e immagino anche alle associazioni locali, si rivolgono, persone giovani, con domande del tipo: io sono interessato a apprendere o migliorare il mio genovese, come faccio? E questi sono riscontri comunque che hanno un certo significato, e poi dare risposte è più difficile in realtà, però siamo qui apposta anche per confrontarci su questo. Grazie. E scusate, l'ultima, poi mi taccio. E secondo me, dalle discussioni che vedo sui social, bisogna chiarire ligure e genovese. Io dalle discussioni che seguo... In che senso? In che senso? La lingua ligure è uguale al genovese o... Perché è difficile poi far capire a una signora faccio un caso, di Ventimiglia o che il suo dialetto è un dialetto che... cioè, voglio dire, che il genovese ha una maggiore importanza rispetto al suo dialetto. Quindi su questo è un qualcosa su cui secondo me bisognerebbe riflettere, perché molte persone sono molto legate al loro dialetto, diciamo, microlocale, ok? E quando tu gli parli di lingua ligure rimangono lì e poi ti dicono: sì, però io il genovese, cioè io mi tengo il mio, Questa è una cosa su cui non dico che sia fondamentale, però è un punto
è importante. Secondo me è un punto importante. Grazie, scusate. Secondo me Giorgio può rispondere molto bene a questa domanda. Sì, grazie per questa domanda, perché è la domanda che viene fatta da tanto tempo nell'ambito della Consulta Ligure. Si chiama Consulta Ligure, quindi riprende tutta la Liguria. Certamente se qualcuno si offende per il fatto che Genova sia più importante anche in termini linguistici, diciamo che ci sta anche, ognuno difende il proprio territorio. Sta di fatto che secondo me, mi parrebbe, se ci fosse diciamo una denominazione da fare, dovessi fare una normativa adesso, lo stabilirei che per conto mio, per la conoscenza storica che c'è da almeno 500 anni, è la Repubblica di Genova che ha portato avanti il genovese e che quindi erano i genovesi anche quelli che fossero di Ventimiglia o di Chiavari, e quindi questo era l'intendimento generale. Però neanche qua si parla il genovese correttamente. Mi spiego meglio. Secondo me la lingua dovrebbe essere il genovese nella parlata di Genova Centro, perché se io vado già un po' più distante e vado a Pra, i muscoli non si chiamano muscoli, si chiamano pendusci. Vous savez, questo è di Janguin per dire il porco, per dire il maiale. Quindi usenese di chi? O le usenese di Zena Centro. Quindi dovremmo dire genovese nella parlata di Genova Centro, che è differente, magari per differenze minimali, rispetto a quella che è a Rensen, o piuttosto che a Ciava, piuttosto che a Bugiasco. Quindi però tutto l'esenese, ma usenese l'effetto così che sono 200 parlate circa in Liguria, quindi tutti ganno a sé e non ti ga per cangiare, guai, perché nessuno può cangiare la nostra lingua. Noi altri impareremo un'altra lingua, impareremo l'inglese, il tedesco, il francese, quello che vogliamo, ma se qualcuno dice ora l'italiano lo parli così, non la riesce mai accettare mai, e quindi anche quelli che hanno sempre parlato con AU come quelli che da parte dell'Imperia e dicono le andavo la faula piau, continuano a dirlo così, con il participio passò. Questa è la situazione e quindi devono andare avanti così, con la sua differenziazione. Se la differenziazione aveva anche il fatto che se dico che ha una lingua ligure, quello che dico che la lingua ligure non è una lingua solo e non si può fare un menestrum, perché un menestrum non esiste. Esistono tante parlate differenti. Vogliamo chiamarle genericamente genovese, ma devo chiamare genovese di Genova Centro, anche questo chi è, perché non è che senese o leo nostro, quello di chi, bello che effetto. Io non so se posso intervenire, ma volevo intervenire più che altro col pubblico. No, solo per dire molto velocemente che in realtà la frammentazione linguistica si riscontra ovunque, cioè le lingue esistono proprio perché si frammentano fra loro, e quindi in ogni zona del mondo in cui voi andiate, dove c'è un gruppo linguistico che non ha una sua forma standard a livello legislativo, ci saranno delle minime variazioni sul territorio che diventano maggiori quanto più ci si spostano. Chiaramente poi in ottiche di tutela sarebbe opportuno che in ogni posto si tutelasse la parlata locale, nella sua forma locale. Ad esempio qui ho un mio amico nel pubblico di Apricale e non mi sognerei mai di imporre scritte in genovese ad Apricale, nonostante io e lui ci parliamo esclusivamente in ligure, fra virgolette, io in genovese, lui in apricalese, ci comprendiamo perfettamente e ci riconosciamo come membri della stessa comunità linguistica. Poi detto questo ci sono varietà come il genovese che certo variano un pochino nel territorio, ma comunque sono riconoscibili come una varietà unica, no? Il genovese si parla non solo a Genova, cioè si chiama genovese per ragioni storiche, ma non si parla solo a Genova, si parla in una porzione della Liguria che è quasi metà della regione, no? Da Noli a Moneglia più o meno sulla costa, più varie zone dell'entroterra, e dove i parlanti quando dicono parliamo nella nostra lingua dicono parliamo usenese, anche me che magari a Ciavai dicono de cose in pitinte specie da Zena. E in quel caso, se si dovesse tutelare il genovese, come si fa? Bella domanda. Ad esempio Fabio scrive per un pubblico non credo solo limitato a Genova Centro, lo fa in genovese, lo fa con un certo stile, con delle certe anche riflessioni linguistiche, e lo fa in una veste linguistica che può essere più o meno accettata da chi si riconosce genovesofono in qualche modo. Poi chiaramente
questione di quale varietà utilizzare, quali forme utilizzare è molto complessa, se ne può parlare volendo, ma comunque è molto complessa, però chiaramente la frammentazione dialettale è normale e molto spesso però è anche molto esacerbata dagli stessi parlanti, cioè i parlanti ritengono che ci siano più differenze molto spesso di quanto non ci siano. Ripeto, io ho qui un amico di Apricale con cui parlo sempre in genovese e non c'è nessun tipo di difficoltà interpretativa, ecco. Sì. Posso aggiungere solo una cosa piccina, così parlo un po' di senese, anche me. De volte mi sento non ti parli proprio senese di Zena, secondo me te un po' di Levante, te dell'entroterra, non so che senese parlo perché me sono di questi, siamo in pitin di bricchi, però manco guai di bricchi, però mi diceva che bisogna un po' sciortire da quell'idea che il senese viaggio è solo quello di Zena, Cité, di Caruggi, di Me, di Portoia. No? Perché? Perché tanto se nescimo a vedere anche proprio come le misso senese, su sta ben o su sta ma, me pa custa che ben meglio fuori da Zena. Non penso che sia in caso che chi abbiamo Mike, che si chiama Mike from Campo, le de Campomon, che non è comune di Zena, e non è in caso che abbiamo in Zueno una zona un po' più periferica che parla senese, come che tanti Zueni di zone un po' più fuori di Zena che parlano senese. Allora se arrestiamo lì, come ogni tanto sento dire a qualcuno all'idea che il senese vero è quello di Zena, perché è quello scetto, è quello più, è quello... E se uno dice da peu, come a me mi piace dire certe volte in cangio che poi, o uno dice fuento, o fante, e uno dice figlio, se restiamo fermi lì non andiamo da nessuna parte. Allora, per conto me, poi può essere un argomento di discussione, se può avere in standard, mi scrivo sto giornale qui in senese de Zena di Moghe, perché comunque ha varietà di prestigio letterario, con storia, eccetera. Però dopo quello ognuno parla a sue varietà e tutte le varietà hanno la medesima dignità. Poi se per fare tutta la discussione scientifica cosa chiamiamo senese, cosa chiamiamo ligure, però me contributo con va niente, sciortiamo dall'idea che il senese è quello di Zena e il resto non va come quello di Zena. Benissimo, benissimo. Dico solo una cosa, mi vorrei sentire anche tanto cosa anda dentro il pubblico, magari facciamo di interventi brevi e domande interventi brevi e c'è, o che c'è una persona che si è prenotata per di qualcosa e poi passiamo al prossimo. Va bene, intanto mi parlo da un che è nasciuto a Pulsevia, sono andato a Fontana Bunga e lavoro giunto a Besagno, quindi ecco, mi senti parlare in una mestura di dialetti. Mi aveva fatto un foggetto prima di venire qui perché è un argomento che sai che mi cau da tanti anni, ma, per dare delle idee specialmente, perché poi commentavo passò, ci va bene tutto quanto. Però per esempio mi pare che questo problema di portare avanti il senese, cioè bisogna vedere, di considerare tanti livelli da portare avanti, perché che deve essere un contenuto per il figlio, che deve essere un contenuto però anche per persone che non sono proprio figli, che poi possono tramandarlo a sua volta, una volta che l'hanno acquisito. Un problema grosso che mi vedo, così stando un po' in Facebook, così che tante volte usano le macchine, altri scriviamo un po' così come ne viene, facciamo un po' tanto per cioè viene più come una cosa così da, scusa il termine, dico un po' a parola del gatto, come una bellinata e basta. Tant'è è vero che purtroppo spesso per far vedere che una cosa lesenese insegna in abitega belin che pizza. Perché quello lì così è lesenese, non che buona pizza per dire. Noi potevamo scrivere che buona pizza è lesenese. Allora è un po' questa idea qui. Quindi, più livelli, i figli, quindi non so, a scuola, i suoni, social, non so per la strada come fa il Mike, non so gli adulti, social, c'è qualcuno che parla senese, che si è già appassionato di cucina, che fa di video di ricette, a ricetta del sushi in senese, se può fare, sì o no, sì che si può fare, basta fare. Ecco, e non sarà se sempre faccio una canzone come le belle bucadase, faccio una ricetta, o pesto, ecco, cioè,
o sushi in senese, se puoi parlare di sushi in senese, sì o no? Sì. Anche mie. E poi una cosa, un metodo, perché anche lì andando da Pasciunò, da un che più o meno conosce, anche scritto e tutto quanto, quando ti vede un che fa un errore, ti che dici, con tutta l'educazione che ho segnato non può avermi su un corpo, mi parrebbe che forse, detto in italiano perché si potrebbe dire così, le arrivò il professore, quindi deve essere una cosa anche progressiva. Se dice così, perché allora ti ulevi da voi imprende o fa qualunque. E in merito a questo poi finisco, per dire che sono delle persone liguri, senesi liguri, che sono famose per dire sul web, ma non dobbiamo senese perché non sanno, magari non sono proprio senesi d'origine, non l'ha mai parlato. Secondo me una cosa che si poteva fare, sarebbe contattarli, e non dico che domani ti parlare senese perché è impossibile, ma mi do un esempio, quello è il meteorologo ignorante, non so chi lo segue, è un molto seguito. Le ho dato tutte le sue espressioni particolari che ormai i suoi amici conoscono. Una che mi viene in mente, che è una scemata, però a peu da... Le dice temperatura al paesello. Dica, perché da domani non dici paesetto? È una scemata, cioè non è che sia... Però uno tanto legge paesetto, poi lo paesetto, lo paesano, e lì se che può dire qualche volta caccica qualche parola in senese, se te cau. Mettiamoci d'accordo, è tanto seguivo questo, e questo è in modo ciancianin progressivo a gente che non l'ha mai parlato, che però segue, e quello che dice tante volte o da sé, manco da fonderia, cioè magari trovare un modo di creare interesse verso in modo di dire cose. Mi parlo di questo chi però conosco, che ne sai di altri, prova a contattarli e dire queste cose chi è. Ultimissima come lei mi sono interessato senese da più grande, perché Gaiva più o meno a sua quella di Tulè, internamente è un po' particolare che prima è stata un po' deprecata e le vea comunque che le sbagliò, però mi aveva detto una parola tutta strepelà. E mi hanno detto, te è proprio un bello zenese domo. Io ho detto, tanto vedo, lì imparo, così almeno ti faccio vedere come si fa. Cerca anche di piccare un po' l'orgoglio della gente, non solo di massacrare, di mortificare, però anche l'orgoglio. Se te li impari, ti rispetto. Grazie. Mi voleva fare solo due cose. La prima, domandare a chi le assettò in questa stanza chi parla usenese Erzenaman. Intanto a che viene ben a Vuscià, perché questa qui è una statistica. La seconda cosa, lo dico perché ha parlato di senese ligure. Se mi piglio un de Sarzana e un San Remasco e metto dentro una stanza e i sero lì dentro, sa capiscono, eppure parlano due lingue diverse. Porto un esempio semplicissimo. A Zena, se mi dico dove dobbiamo andare, dico dove dobbiamo andare. Se devo dirlo in spesin, le dove andare. Quindi cambia. Però in una stanza, un de Sanremo e un de Spesa, sa capiscono. Quindi vuol dire che o senese, o fondo do senese, o lì al centro, poi si allargò. Quindi pigiamolo per buon quello che è e rispettiamo tutte le parlate. Grazie.
Scusate, mi alzo, ma così sto meglio. Buonasera a tutti. Io approfitterei di questa occasione per ricordare un grande professore che ci è mancato un anno fa, che lui ha sempre studiato la lingua genovese, e poi vedremo cos'è la lingua genovese, perché a quanto pare qui siamo scivolati nel vernacolismo, perché se parliamo che a San Piederena non parlano come alla Foce, ecco lì che non è più dialetto né lingua, né tantomeno lingua. Mi riferisco al buon Fiorenzo Toso, che ci ha lasciato un anno fa, il quale ha scritto memorabili testi, dei tomi sulla nostra cultura e in modo particolare sulla lingua genovese, partendo addirittura dagli anni 1000, dal 1100, vabbè, tutti sanno chi era Lucchetto, per arrivare sino ultimamente ai nostri Piaggio, eccetera, eccetera. Bene, però in questo momento volevo rilevare questo. Tutti interessanti questi interventi, però io mi chiedo, ma eravamo qui per capire e proporre come andare avanti? Andare avanti, tra l'altro, per raggiungere che cosa? Mettere finalmente la lingua genovese, la lingua, attenzione che io sottolineo il fatto di lingua, sull'altarino della cultura. In questo momento Genova si offre molto aperta per recepire i nostri ideali, le nostre radici, le nostre tradizioni, e giustamente Odone con questi amici ci dicono: ma cosa vorremmo fare insieme? Ma io banalmente dico, stiamo già lavorando su almeno 3 filoni. Uno è quello della recitazione del teatro, il 2 è quello della musica, il terzo, aiutami Giancarlo, vabbè, insomma, stiamo già lavorando su questi temi alacremente. Però secondo me, se vogliamo raggiungere degli obiettivi, diciamo, stabili, che rappresentino poi Genova come cultura attraverso la lingua, bisogna stabilire qual è la lingua da far studiare alla gente, da far imparare, perché io, con tutto il rispetto che ho di Ventimiglia o di Neirone o di Chiavari, io non parlo nessuna lingua genovese, io parlo una lingua che mi sono inventato io a questo punto, che può piacere o non può piacere. Quindi vogliamo stabilire, magari prima di proporre un qualcosa di serio, cosa dobbiamo fare? Bisogna istituire una scuola linguistica? Non so, qui ci sono persone che sarebbero in grado di insegnare le basi della lingua genovese. Ma però non credo che siamo pronti per recepire proprio come se fosse una lingua, perché la lingua si basa non solo sulla dialettofonia o sulla linguafonia, ma sugli scritti, sullo scrivere. E io noto che ho 3 o 4 vocabolari a casa, e gli ultimi che sono stati fatti con la grafia ufficiale, che è quella che mette d'accordo un po' tutti, almeno secondo gli intendimenti. Vabbè, ma ci sono persone che ieri sul Secolo ho letto dei lemma scritti da uno che è un genovese bravo, tra l'altro non faccio il nome, perché, però poi sono andati a vederli con i vocabolari più recenti, ma la stessa parola non è affatto non è accentuata in entrambi i casi in modo uguale. Quindi vuol dire che la lingua sì che è è un'entità mutevole, la lingua, è chiaro, dipende dalle influenze esterne. Noi tra l'altro siamo in pratica aggrediti, tra virgolette, aggrediti a mio avviso, poi non è proprio così, ma da una cultura che viene dal Sudafrica, dall'Africa, e quindi dovremo tener conto che se vogliamo stabilire un paradigma linguistico, come si usa dire, dovremo tener conto, domanda, delle influenze esterne. E allora il nostro bel genovese del Firpo o del Petrucci, ma figuriamoci, si va a far benedire. Vi chiedo, siete d'accordo di stabilire almeno un paradigma verso il cui tendere? Grazie. Se vuoi rispondere telegraficamente, così diamo spazio anche a altri. No, una cosa velocissima. Io volevo dire semplicemente non c'è un primato di Genova del genovese di Genova Centro, anzi, se dovessi dare un giudizio magari un po' superficiale, ma credo piuttosto aderente alla realtà, il genovese di Genova Centro è proprio quello un po' più imbastardito da tante altre lingue che qua e tanti personaggi che sono passati. A me piace per esempio il brigasco, che è quello definito ligure alpino. Si parla in un posto sperduto, ma dove è rimasto integro.
dove è rimasto come era, a me affascina quello. Quindi non c'è un primato, forse ci può essere un primato solamente a livello di numero di parlanti. Genova è più grande, è più facile trovarne di più, cioè certamente di più che a Toriglia piuttosto che a Chiavari, ma solamente questo se può essere un primato, ma della lingua di per sé no. È vero che ci si intende da una parte all'altra, compreso anche i brigaschi che parlano veramente, hanno un vocabolario con 30 lettere, hanno 4 S e quindi fischiano quando parlano e hanno proprio dei suoni che non ci sono, ma ci capiamo lo stesso. Quindi magari una parola su 2 in effetti poi coincide con la nostra, quindi questo è vero. È vero quello che sta dicendo il nostro amico, che bisogna partire da una situazione pulita. Quindi certamente il lavoro che viene fatto, io l'ho fatto sul genovese di Genova Centro, ma perché banalmente è quello in cui mi ci riconosco, cioè, questa è la situazione, per cui se devo dire viaggio dico viaggio, perché viaggio io non lo dicevo, ma non vuol dire che è sbagliato viaggio, vuol dire che ha parlato da un'altra parte, non qua, esattamente qua, è quello che intendo dire. Quindi semplicemente che occorre, come cercavo dall'inizio di dire, e a tante associazioni, ognuno deve coltivare bene la sua, e tutte le strade, quelle qua abbiamo sentito delle strade anche diverse, ma abbiamo capito che vanno tutte nella stessa direzione. Grazie. C'è una domanda qua? Un intervento. Sì, dico 2 cose velocissime, parlo in italiano perché in genovese mi aggiunge difficoltà al parlare in pubblico, però ecco, volevo dal mio punto di vista da persona che in casa mia genovese non l'ha mai parlato nessuno, parte paterna piemontese, parte materna siciliani, quindi anch'io me lo sono cercato poi dopo e l'ho imparato con Marzari, Parodi e compagnia, Martin Piaggio e via dicendo. Però ecco, quello che volevo dire secondo me è che nell'intenzione di far tornare il genovese di uso comune o comunque di farlo diffondere, secondo me è importante, come dire, accettare come fatto inevitabile il fatto che non sia un genovese perfetto, che non sia un genovese, no, ma come in italiano, no? Evidentemente è più diffuso e parlato. Io stesso con i miei amici parlo un certo italiano, se devo andare a fare una deposizione in tribunale parlo un altro italiano, è tutto un altro registro molto più proprio, e però sono entrambi italiani e secondo me se una lingua è viva, fin tanto che è comprensibile, la stiracchi un po', ma per capirci va bene. E quindi se tra 10 anni le iniziative di ridiffusione del genovese avranno preso campo, magari ci sarà chi con gli amici dice Boria e quando va in tribunale dice Sosta e la dice giusta, perché inevitabilmente sarà contaminato, come l'italiano che riconosciamo come italiano un po' ovunque è, come dire, sporco tra virgolette, assolutamente non lo è, ma contaminato di forme dialettali che anche passano tra le regioni. E quindi secondo me, ecco, forse alle volte la rigidità è figlia del fatto che magari nel periodo negli anni in cui il genovese è un po' passato dall'uso comune, è rimasto vivo in un ambiente più di ricerca, più accademico e quant'altro, nel momento in cui riesce e torna per strada da quell'ambiente lì, si porta dietro una rigidità che è giusta, perché nel momento in cui è il rigore del ricercatore, del linguista, ma inevitabilmente nel momento in cui fa parte dell'uso comune come dire, è sintomo anzi di vivacità il fatto che evidentemente ci siano delle sbavature grammaticali, degli errori e quant'altro. Quindi ecco, secondo me una cosa che deve essere importante nel momento in cui la si ritira fuori e si inizia a farlo rigirare è che si sia un po' più morbidi rispetto alle forme che può prendere. Poi ciò non vuol dire che allora si debba perdere poi il senso ovviamente della lingua, però ecco, secondo me questo è un elemento importante anche per non spaventare le persone. e dico l'ultima cosa velocissima, scusate, l'altra cosa secondo me importante sarà anche avere attenzione da dove arriva il supporto al genovese, o meglio, l'uso che Fenez fa, perché oggi vedo in città, come dire, un'attenzione da certe istituzioni alla tradizione, al genovese, eccetera, abbastanza macchiettistica, abbastanza posticcia, per cui uso il genovese, cioè una lingua che è più capace di dire solo Benio, Bajeico, Fugassa, ciao Milano, e per forza poi hai anche pochi motivi per parlarla se serve solo per questa roba anche di marketing territoriale molto macchiettistico e molto posticcio. Quindi ecco, per dire, mi fa piacere da appassionato di genovese vedere la pubblicità in genovese sulla MT, ma in una città che, come dire, persone che vengono da tutto il mondo dove il genovese lo si parla poco, forse una comunicazione pubblica ha più senso farla in italiano e il genovese promuoverlo in altri modi,
o appunto non riempirci di rappresentazioni macchiettistiche di questa cosa, e quindi avere secondo me anche questa attenzione nel momento in cui si portano poi avanti le iniziative. Grazie. Allora, abbiamo il tempo contatissimo, un applauso glielo facciamo. No, perché l'intento era anche proprio quello di portare anche persone che potevano essere questioni anche di questo tipo, anche giovanissimi, e stiamo cercando di andare anche in questa direzione. Vi ricordo che se avete idee, proposte o altro, lì c'è una cassettina dove potete lasciare il vostro indirizzo mail, vi ricontattiamo e prendiamo proposte, le accettiamo e niente, passiamo ai prossimi e poi mi sa che dobbiamo chiudere perché se dunque ne mandano via. Grazie, io parlo in italiano per far prima. Voglio dire due cose importanti, che io quando sono ligure per metà, mia mamma è veneta, e quando sono andato a lavorare in Friuli, il mio vicino di casa mi ha regalato un libro e nella prima pagina ha scritto la prima popolazione del Friuli sono stati i liguri. E dico, ma come i liguri? Poi ho scoperto che il mio cognome, che si chiama Curletto, ha lo stesso significato in antico ligure e in antico friulano. Quindi vuol dire che tutto il nord Italia era popolato dai liguri, popolazione pre-indoeuropea, che però, come sappiamo, non ha lasciato praticamente nessuna testimonianza tranne la lingua. Quindi la lingua è l'unico patrimonio ligure che ancora esiste e che circola, quindi ha un valore inestimabile dal punto di vista di una popolazione pre-indoeuropea, come erano i siculi e gli altri, prima che arrivassero l'invasione europea. Quindi questo secondo me non bisogna neanche scordare questo fattore, che è un patrimonio culturale unico, come diciamo tutte le popolazioni che non avevano altro che la lingua e il parlare. La seconda cosa come testimonianza è questa: quando sono andato in Brasile per lavoro e partecipavo a delle discussioni tecniche, dopo 2 settimane ho iniziato a parlare il brasiliano senza accorgermene, perché è talmente uguale al ligure, per cui apprendendo quelle poche parole e io mi sono trovato automaticamente a parlarlo. Quando dicono dormiu bem, dicono così, peggio, perché o caro dere lo scrivono nei cartelli, quindi è un altro fattore importante continuare a pensare, perché sicuramente si ha una maggiore capacità linguistica di apprendimento. Quindi ovviamente il lavoro di Mike secondo me è eccezionale nel portare questo incontro di oggi, tutto il lavoro che fa lui, tutto il lavoro che fa, per cui ritengo assolutamente importante per la cultura di una popolazione che è la vera popolazione italiana da un certo punto di vista. Allora abbiamo concluso. Si prega di lasciare per tempo la propria postazione. Ci mandano via, se vuoi dirci una cosa al volo. Sì, guarda, un mio pallino. Io dico, oltre, non entro in tutte le altre questioni, ma anche creare degli spazi fisici, dei luoghi dove ci si può incontrare, sapere che tutti parlano in genovese, perché io ora qua mi sono qui e so che tutti parlano senese, posso sentire, posso imparare delle parole di modi che mamma non conosco, però normalmente questa possibilità non ce l'ho, perché se entro in un bar è difficile che ho questa possibilità di conversare, e i giovani soprattutto hanno bisogno di sentirlo parlare, perché tra gli amici non lo sentono, in casa difficilmente ormai lo sentono più, e se ci fossero delle possibilità, la casa della non lo so, io dico ora solo per buttare un sasso lì, secondo me sarebbe una cosa importantissima. Grazie. E rispondo subito a quello signore. Mi sono da compagna, che è un'associazione che ha fatto 100 anni. Volevo un posto dove venire a parlare senese, perché noi altri lì dentro parliamo senese. L'associazione ha seguito che ha una cosa da fare, se poi che da gente che risponde. Perché tanto per quello che ha detto Fabio, si può parlare di tutto in senese. Seguito senza tanto stare manco a pensare, perché lei è troppo sveno per saperlo, ma quando avevo 15-16 anni, che è una vita fa, e andavo a prova ai me, da tutte le parti si sentiva parlare senese. Il primo approccio lei a senese, poi se ti vedevi che uno cambiava e non capiva niente, allora ti passavi all'italiano. Però se parlava di tutto, i meghi, se parlava senese. Accompagna alla sede in Ciassa da Posta Vegia. Abbiamo cercato di avere dei suoni, 2 in là, e se l'abbiamo fatti scappare, abbiamo sbagliato, un altro è lì.
Pegnatri sveni però è in quelli dei 50 anni, 60, perché l'età media è un po' erta. Abbiamo una sede in Ciassa da Posta Veggia che è aperta per ora, riesciamo poi la tenere aperta tutti i giorni, tutto il giorno. È aperta lunedì e giovedì da 3 ore a 5 ore e se siamo che viene qualcuno che vuole parlare, ma gli altri siamo contentissimi. Ho avuto un allievo via Skype, perché ormai bisogna fare così, in Sveno di 24 anni, con l'architetto, stanno studiando, e ho mostrato senese, leggendo, lei a casa sua, mi seguendolo, i sposi in promessi, che è la traduzione senese di Promessi Sposi di Manzoni, e leggendolo l'intografia che dobbiamo in compagna o lei è in grado di pronunciarlo giusto e poi le passo a ste e non l'avevo più sentito perché poi uno va da là, l'altro va da là, ma chiamò l'altro giorno o la cominciò a parlare della sua iniziativa senese in tutto questo tempo aggiò in tuo cervello no, mi condivido, sottoscrivo tutto quello che hai detto finora, e però vi dico, se venisse e siamo che gente venga, ma gli altri ma ben contenti. Allora, io volevo dire ancora una cosa per chiudere. Lì c'è la cassettina dove potete mettere domande, lasciare indirizzi mail e tutto. Vuoi dirci una cosa? Cosa volevi dire a voi? Vorrei portare i saluti da Wikipedia Ligure perché niente come Wikipedia facciamo proprio quello che abbiamo detto prima e sai va di il fatto di portare e parlare senese in tutte le materie e specie da filosofia all'arte ed è proprio secondo me una cosa fondamentale che serve che le istituzioni sejano e dicano vediamo di portare un po' senese al centro ed evitare di farlo solo per o con fuoco che sia solo una cosa così per demuarsi e basta. Dunque questo secondo gli altri e secondo la Wikipedia e invito tutta questa gente che sa scrivere, che sa magari per grafia non è di problemi perché accettiamo tutto e a cercare in Sciarè che siamo a Wikipedia Ligure e dunque vi invitiamo e che abbiamo bisogno di persone che ne possano dare una mano. Grazie a tutti. Giustissimo, Wikipedia Ligure è una risorsa molto importante. Io avevo scritto un saluto musicale, non so se ce n'avete voglia, ce l'abbiamo un secondo, ma figge, qua SIAE non potevamo fare niente senza SIAE, non avevamo parlare anche per pagare SIAE, pure avevamo cantato questa canzone insieme. Tutti insieme, Mamma, mi veggio una pivella, cassegge ricca e bella, cassacere ciuma. Se vediamo a prossima, cerchiamo di fare altre cose anche per andare più in profondità negli argomenti. Grazie a tutti.